E questo è il panorama, direi proprio niente male. Per 10 euro è possibile noleggiare una lanternina per quando poi farà buio, il sole inizia a tramontare, si accendono le prime lanterne. La montagna ha sempre un fascino molto particolare. Guardate che bello le piante innevate. Qui invece si può fare ricarica di tè gratis. Questo è il percorso con le lanterne. Tutto buio, non c'è inquinamento luminoso a parte fatto da noi esseri umani. Amici, nel bosco al buio solo con la lanterna mi sento come Hagrid in Harry Potter. Cosa ne pensiamo di questo percorso, ragazzi? Positivo, super bello. Tranne il tè all'inizio, perché aspettavamo il vin brûlé. Ragazzi, io sono qui con una siciliana in Friuli e il nostro super influencer Angelo Travel. Siamo arrivati al villaggio, guardate che bello anche l'albero di Natale. E per 4 euro anche il nostro vin brûlé.